Buon pomeriggio, questo è Dance Floor Storytelling. Arrivati alla puntata numero 80, ci è arrivato un dono, un regalo che abbiamo sempre desiderato, un regalo che ci giunge da Venezia ed ha il nome di Principe Maurice. Ciao Maurizio! Ciao a tutti. In realtà in questo momento mi trovo a Palma de Mallorca, perché ecco. a Venezia fa troppo freddo e ci torno adesso tra poco per il carnevale. Bene. Però sono sempre io, insomma, ovunque io sia, avete pregato, siete stati esauditi ed eccomi qua. È arrivato il regalo tanto ambito. Sono contento di essere con voi a inizio anno e speriamo che porti bene a tutti quanti. Lo speriamo veramente. Bene, inutile tanti preamboli quando al telefono abbiamo un personaggio di nome Maurizio Agosti, ma che tutti noi conosciamo come Principe Maurice, appunto. Partiamo direttamente a fare la sua conoscenza artistica. Certo, se andiamo a dare una sbirciata alla sua biografia, possiamo pensare che dobbiamo prenderci una settimana di ferie. Comunque, proviamo a fare un piccolo sunto. Come ami definire la tua figura artistica? Questa è già una domanda che comunque avrei piacere di sentire dalla tua voce. Ma senz'altro un performing artist. Ho messo a frutto tutto quello che ho studiato e ho studiato tante cose perché ne avevo la passione e ce l'ho ancora e non si finisce mai di imparare, per essere diciamo un interprete dei miei pensieri, delle mie idee, della mia creatività in questo senso, in senso teatrale, performativo, però alternativo, perché il mio teatro è stato soprattutto la discoteca, come ben sapete. Sì, senz'altro, questo è indubbio. Bene, partiamo subito con la prima traccia, che ha una sonorità techno ed è stata prodotta da un musicista olandese di nome Hans Wickout, in arte Capricorn, nel 1993 con 20 Hz. La tua figura presenta 1000 sfaccettature che fanno di te un personaggio amato in molti contesti. Prima di avventurarci in quelli che sono gli aspetti legati alle performance artistiche, direi di conoscere il Principe Maurice in arte di VJ, diciamo, come vocalist, come artista che ha dato molto soprattutto anche alla discoteca Cocorico. Penso che quando si fa il tuo nome lo collocano tutti quanti sicuramente alla Grande Piramide. Raccontaci com'è iniziata la tua collaborazione con questa importantissima discoteca italiana, Maurizio. Allora, è nata per caso e attraverso l'intervento di un operatore veneziano, anzi di Jesolo, per il quale avevo lavorato addirittura nell'89, era Vasco Rigoni del Movida di Jesolo, e lì ero finito accompagnato da Pnina Garavaglia. In realtà vocalizzavo ben poco, apparivo più che altro. Poi per caso nasce l'opportunità di andare a fare delle prime performance senza mettere mano al microfono al Cocorico, piaccio, c'era una direzione artistica, poi cambia la direzione artistica che diventa quella che mi dà adito a diventare il performing artist che vi dicevo, ed sì, è quella di Loris Riccardi, senz'altro. E da lì nasce un esperimento che prima, ripeto, era soltanto d'immagine, ma che poi è diventato un'esigenza anche verbale e vocale, perché capivo che stavo diventando un po' troppo surreale, bisognava far intendere alle persone che mi vedevano che esistevo davvero. Certo. Quindi ho iniziato a vocalizzare. La cosa particolare è che, avendo studiato musica classica, vocalizzavo con voce lirica sulla musica techno, quindi questo era il mio modo di essere vocalist, non certo il vocalist alla Franchino, esatto, che saluto ovunque egli sia, o alla Francesconi, che parlavano, incitavano. Poi ho imparato comunque a coinvolgere, anche però cercando sempre di dare dei messaggi potenti di libertà, dignità, amore, di far anch'io sognare, far vivere la magia. Questo mi piaceva molto in Franchino, di questa musica e di questo ambiente che era davvero magico. Intanto era nuovo, libero e indipendente, quindi veramente si poteva immaginare di inventarsi e reinventarsi totalmente. È stato un esperimento straordinario che continua ancora, parzialmente, perché spero che dopo affronteremo anche il discorso della crisi di identità dei locali da ballo. Però lì veramente è stato straordinario per me scoprire che potevo mettere a servizio di un ambiente alternativo, appunto la discoteca, di una musica nuova, musica elettronica, tecnica in particolare, quello che avevo imparato al conservatorio, per dire. Quindi veramente
particolare, veramente forte. Ancora adesso mi emoziono se penso a quello che ho fatto e che continuo a fare. Benissimo, andiamo ancora con un bellissimo pezzo che abbiamo scelto e andiamo in Germania per scoprire la prossima traccia, Progressive, anno 1994, Psychic Harmony di Mystic Force. Andiamo ad aprire ora un importante capitolo di questa nostra chiacchierata. Molti DJ e musicisti hanno spesso una loro linea musicale che li identifica. Io penso che tu segua molto una linea emozionale, almeno comunque ti sei sempre professato per questo. Riesci a trasmettere spesso qualcosa che suscita veramente delle emozioni. Sto dicendo bene, Maurizio? Guarda, ti ringrazio tantissimo di quello che dici, perché è proprio così. Non mi sono mai preoccupato di mettere della musica tra virgolette ruffiana, nel senso, nelle mie performance normalmente mi ritaglio uno spazio proprio tutto mio, magari nel cambio console a inizio serata prima che cominci, diciamo, la serata vera e propria pompata, e mi è capitato di usare appunto musica classica contaminata con l'elettronica. Uno dei miei miti assoluti, andatevelo a cercare, Klaus Nomi, Klaus con la K e Nomi scritto così, e capirete davvero dov'è la mia ispirazione. E ho avuto l'occasione in realtà, sai, di fare anche dei DJ set per vernissage, per la Biennale di Venezia, per eventi durante la Mostra del Cinema di Venezia, piuttosto che eventi privati, cene, cocktail, eccetera. E lì veramente mi sfogo mettendo dalla musica barocca alla quella rock, a quella elettronica più sperimentale, magari intramezzata con effetti sonori, ed è proprio il genere emozionale. Ecco, se mi devo definire un DJ in questo senso, sono un DJ emozionale, senz'altro. Bene, in effetti sapevo che hai aperto un cassetto particolare che comunque ti riguarda molto e comunque ti identifica veramente. Senti, il prossimo ascolto è di una tua conoscenza, infatti vorrei che proprio la presentassi tu, di Miss Grace Jones. Slave to the Rhythm? Esatto. Siamo schiavi del ritmo. Questa è iconica, è una canzone che mi ha fatto innamorare ancora di più di Grace, che poi è diventata addirittura la mia fidanzata. Penso che è il primo esperimento di un brano che in 12 versioni credo è diventato un album, la produzione di Trevor Horn, e devo dire che è geniale. Siamo tutti schiavi del ritmo, che è l'antica religione, come dice lei nel testo. Slave to the Rhythm, Grace Jones. Perfetto. Allora, abbiamo parlato di Grace Jones e abbiamo visto la tua grande conoscenza di questo grandissimo personaggio. Maurizio, io ti dico il nome di un altro artista, vediamo cosa ti scaturisce in te. David Bowie. David Bowie, io devo dire che quando ho conosciuto Grace ho pensato a un David Bowie donna di colore, perché tutte e due hanno questa peculiarità intanto dell'originalità assoluta della voce e del repertorio, e poi del trasformismo e della vocazione a rendere il proprio personaggio iconico al punto da diventare ispirazione per la moda, anche per la moda in senso lato e non la moda soltanto all'abbigliamento, la moda anche in senso sociale, eccetera. David Bowie è stato un grande, un personaggio che ho portato nel cuore, e anche lui ho avuto l'opportunità di incontrare grazie a Grace, perché eravamo fidanzati e l'ho ospitato a Venezia, a casa mia, dove vivevamo con Grace, e devo dire che conoscere di persona e frequentarli anche nella quotidianità mi ha dato una visione della loro specialità, dell'essere delle creature veramente uniche e meravigliose, più completa, perché lo sono state, nel caso di David, e lo è ancora anche Grace, anche nella vita di tutti i giorni. Sono persone speciali come la loro musica. Bene, e appunto andiamo a ballare. Let's Dance, David Bowie. Maurizio, sappiamo che te viaggi molto, diciamo che sei un abitante del mondo, dicevi appunto anche all'inizio della puntata che non sei a Venezia. E abbiamo nominato una città in particolare, proprio Venezia, che quanto è importante per te questo posto, perché noi sappiamo che tu hai messo le radici in questa bellissima città italiana e poi comunque hai costruito intorno a te un mondo. Sì,
Venezia è il teatro della mia vita, così come la discoteca è il teatro delle mie performance. Io sono nato a Milano, anzi in Brianza casualmente, da padre veneziano e madre napoletana, quindi due città potenti dal punto di vista, ripetiamo, emozionale. Sì. Quando i miei genitori sono mancati prematuramente ho cercato le mie radici, pur amando infinitamente Napoli, avevo bisogno di una città ancora più surreale. E quale città è più surreale e più teatrale di Venezia? Venezia mi ha dato l'opportunità di fare un salto nel passato, così come ero proiettato e lo sono ancora nel futuro a livello musicale, sperimentale delle mie performance. Altrettanto Venezia mi dà l'opportunità, non essendo una città piena di automobili e di rumori moderni, eccetera, essendo rimasta intatta sostanzialmente, quantomeno fin dal XVII secolo, è un tuffo incredibile, soprattutto durante il carnevale. Sono riuscito, con la mia passione del trasformismo, a inserirmi nel carnevale al punto da diventarne maestro di cerimonie. Sì, leggevo questa Sto nota. già lavorando da Palma per aprire il carnevale prossimo a Venezia, che sarà per il giorno di San Valentino in piazza San Marco, perché è dedicato a Giacomo Casanova, 300 anni dalla sua nascita, il prossimo carnevale. Casanova è il suo tempo, e chi può celebrare gli innamorati e l'amore meglio di lui. Quindi oggi proprio discutevo con la regista dell'evento in piazza San Marco sui miei interventi e sono entusiasta. Questa città non finirà mai di stupirmi. Quello che consiglio è di non andare da turisti e basta, ma di andare come persone aperte a un'esperienza sovrumana. Allora ci vuole che ci inviti. Certo, il carnevale è un evento pubblico, quindi mi trovate in piazza San Marco praticamente tutti i giorni di apertura, poi il programma lo trovate online, quello ufficiale, quindi sappiate che ci sono e se venite e mi salutate io sono contento. Tra l'altro vi annuncio già che giovedì grasso farò anche un DJ set in piazza San Marco, che è una cosa sempre emozionante, non è la prima volta, l'avevo fatto già in passato. Voi non riuscite a immaginare al tramonto, quando sei lì che hai una console e metti la musica che ti piace, con di fronte alla Basilica di San Marco e la piazza piena di gente. Da brivido. Ci sono 20-30 mila persone ed è qualcosa sì di magico. Io devo dire che sono veramente privilegiato nella vita, ho pagato con tante sofferenze come tutti, con problemi, perché sono un essere umano, anch'io i miei problemi come tutti, però devo dire che sono molto privilegiato. Quindi Venezia è uno dei privilegi che mi consento, perché è una città senz'altro difficile, complicata, fragile, però è magica. Benissimo. Ancora un bel disco di David Bowie, The Man Who Sold the World. Ecco, grazie di aver messo The Man Who Sold the World, perché mi mette insieme due, anzi tre personaggi per me importanti. David Bowie innanzitutto, ma anche appunto Klaus Nomi e Joel Arias, che era il compagno di Klaus Nomi, come Klaus con questa voce da sopranista. Bene. E, devo dire che con Joel Arias sono riuscito a collaborare in una serata speciale al Plastic di Milano, che è un locale anche quello mitico e meraviglioso, musicalmente guidato da Nicola Guiducci, dove io mi sono trovato a cantare in forma cabarettistica un po' bizzarra la Via Rose, e mi sale sul palco Joel Arias, dopo che io l'avevo visto da poco in un video meraviglioso della ABC, che performava con David Bowie e Klaus Nomi, che mi ha fatto da coro. Cioè, mi succedono delle cose, Francesco, che sono veramente straordinarie. Per cui The Man Who Sold the World, a parte il titolo che è profondissimo e il testo anche, è veramente un brano che mi emoziona tantissimo. Grazie. Bene, Maurizio, un altro aspetto che è importante, un altro tassello del tuo mosaico che compone un po' la tua figura artistica è il cinema ed il teatro, naturalmente. Parlaci per favore di quest'altra grande passione. Allora, il cinema senz'altro è interessante, mi sono sempre piaciuti i registi, quelli che ci buttavano dentro comunque un elemento molto surreale e molto teatrale. Tra i più recenti diciamo Peter Greenaway oppure Tim Burton, andando prima senz'altro Fellini oppure Visconti, che era un grande ricostruttore di periodi storici, anche Zeffirelli, e poi Pasolini invece per buttare fuori la cruda realtà della vita difficile, soprattutto anche in quegli anni a livello sociale, politico e di gender. Per cui il cinema ha questa magia. Però ho fatto delle parti in alcuni film, uno ho interpretato addirittura me stesso, ma mi infastidisce il fatto che non c'è una continuità.
nel cinema, nel senso che tu registri una scena che magari è il finale, poi registri l'inizio e capisci tutto soltanto quando il film è montato. Invece il teatro mi appassiona di più perché tutto succede, dall'inizio alla fine sei là, con te stesso, con il pubblico, nel tuo spazio, a esprimere quello che devi esprimere, più spesso cose che mi scrivo da solo e come una sorta di one man show, ma a volte mi è capitato anche di fare del repertorio da Goldoni a Pirandello ed è sempre molto bello e molto emozionante il teatro, sei lì di persona, anche se sono la disperazione dei registi, perché io cambio sempre qualche particolare. Non nel testo ovviamente, che è sacro, però nell'interpretazione, perché ci metti del tuo. In questo caso sono estremamente pirandelliano, nessuno 100.000, non riesco mai a fare la stessa cosa uguale, mai, e non voglio neanche. Giusto, sei un artista d'altronde e comunque devono accettare anche queste variabili. Esatto, mi arrogo questo diritto, lo sanno, quindi sanno che quando ci sono io c'è sempre magari la sorpresa, dettaglio, una sorpresa che non distorce l'opera, perché l'opera è sacra, certo. però che dà l'unicità. Chi viene a vedere un mio spettacolo, se ho 30 repliche, vedrà 30 spettacoli un pochino diversi l'uno dall'altro. Benissimo. Hai nominato Close Novi, perciò Cold Song. Wow. Bene Maurizio, hai visto che l'abbiamo trovato anche Cold Song. Ma tu non sai che cosa hai messo. Tu hai messo il brano di un'opera di corte, della corte elisabettiana, di Elisabetta I, l'Inghilterra è post elisabettiana di Re Giacomo, di questo musicista che si chiamava Harry Purcell e che faceva dei piccoli melodrammi molto raffinati, e questa è un'aria di un'opera di King Arthur ispirata a Re Artù. E quindi sappi che nella tua radio hai messo della musica classica. Sì, questo lo sapevo, me ne ero accorto. Come piace fare a me, ed è pazzesco, e io trovo che questo sia veramente importante. Ho un progetto in Fieri che sto finendo di preparare, che proprio sarà probabilmente la cosa più importante che ho fatto, che sto facendo nella mia carriera, ma te ne parlerò quando saremo pronti. Benissimo. Torniamo a parlare di musica, questa volta lo facciamo parlando di produzioni. Nella tua biografia possiamo trovare tante collaborazioni con molti nomi importanti, come Mario Più per esempio. Come nasce l'esigenza di curare anche la nascita di dischi? Cioè tu mi hai parlato adesso comunque della tua figura artistica, come performer, come VJ, come attore diciamo di cinema, di teatro e tante cose. Comunque la tua figura è molto completa. Poi a un certo punto se andiamo anche a sbirciare tra le produzioni anche diciamo di Mario Più, troviamo anche il tuo nome. Allora, Mario Più è un DJ produttore che stimo tantissimo, è veramente bravo, è conosciuto in tutto il mondo, mi ha tirato dentro in questa traccia che era molto bella e io ci ho inventato sopra questo testo che è sempre comunque riferito a quello che faccio. Cioè io quando sono su un cubo, su un palco, in discoteca, cioè cerco con i miei occhi bianchi, che mi servono per mascherarmi, la maschera è quella, di guardare negli occhi di quelli che ho vicini e riesco a vedere anche abbastanza lontano e di tuffarmi nel loro sguardo e cercare di capire se provano amore per quel momento che stanno vivendo. Per cui quando mi ha proposto ho detto ma sì dai, non ho cercato io, non ho mai cercato di fare produzioni in questo ambiente, però sono successe, sono piaciute, anzi questa Techno Harmony senz'altro è quella che ha avuto più successo tra quelle che ho fatto. Abbiamo fatto anche un video molto bizzarro dove io sembro un alieno, andatevela a cercare, Techno Harmony, Mario Più featuring Principe Morrissey. Qualcuno mi aveva anche criticato di essere troppo truccato, troppo particolare per il contesto, che era una storia d'amore un po' sofferta, ma se andate a vederlo capite che io dovevo comunque essere io. Senti, ma abbiamo parlato comunque di queste produzioni che comunque sono anche riuscite molto bene, perché comunque si passano ancora molto spesso in discoteca. Beh, c'è bravura, c'è qualità, Mario certo. Più, ripeto, è uno dei più bravi produttori in questo ambiente. Secondo te, Maurizio, come mai c'è questo momento di stanca degli ambienti disco? Adesso non prendiamo l'esempio del Cocorico comunque che è rimasto sempre un qualcosa di esoterico, un qualcosa diciamo particolare. Qui in Italia abbiamo questa discoteca
bellissima discoteca che ci invidiano un po' in tutto il mondo, però in generale abbiamo visto un momento di stanca, tanti locali, tanti club che hanno chiuso, hanno dovuto gettare la spugna. Come mai, Maurizio? Gli anni 80 sono stati gli anni d'oro del clubbing alla Studio 54. Io frequentavo la Milano da bere, ero ragazzino, mi divertivo un sacco. Gli anni 90 sono stati invece il vero grande boom delle discoteche come contenitori artistici, musicali, con musica nuova, musica fatta in casa, la house music, che poi si è declinata in mille modi. Però era finalmente la rivoluzione dei DJ che diventavano produttori dei brani che loro stessi creavano per mettere nei loro club. Quindi questo è stato straordinario. E anche ovviamente l'immagine, eccetera, era tutto nuovo, tutto bello, tutto da creare. C'era un pubblico che si lasciava trascinare e diventava coprotagonista di tutto questo, e c'è stato quindi un grande boom. Forse questa cosa ha dato un po' alla testa ad alcuni gestori, perché hanno detto vabbè, qua funziona, possiamo fare a meno di figure tra virgolette costose o comunque tra virgolette sempre problematiche, tipo l'art director o il resident, eccetera, che invece era quello che funzionava e faceva funzionare il club. Sì. Adesso i club non funzionano più perché non c'è più fidelizzazione, ci sono dei format che girano continuamente, li puoi vedere qui, là, su, giù, a volte ne girano una settimana, a volte nella stessa città, per dire, e questo è assurdo. Se tu togli originalità e esclusività a un prodotto artistico, togli la sua preziosità, e questo ha decretato il declino. Ultimamente questa cosa è stata ovviamente enfatizzata dal lockdown. Il lockdown ha disabituato i giovani a socializzare, a trovarsi, o si trovano in pochi a casa in maniera clandestina. Non c'è più questo senso di appartenenza a una tribù, oppure c'è, ma fa parte di una categoria a parte. È diventato così underground. Hai detto bene, underground, giusto. Underground nel senso proprio specifico della parola, il fatto di andare in discoteca, trovarsi, ballare tutti insieme. In realtà io lo vedo negli eventi dedicati alla memoria, tipo il Memorabilia, tipo le serate che facciamo con Insomnia o con altre entità, l'Area City di Venezia, eccetera. E ci sono persone che ormai siamo arrivati a 3-4 generazioni che mi trovo davanti, perché sono anche i giovanissimi che amano ritrovarsi, che non si giudicano il più grande, il più giovane, il più bello, il più brutto. La nostra era una vera e propria comunità. Questa comunità non c'è più perché è stata sostituita dai social, che sono tutto tranne che sociali, perché ti isoli, credi di far parte di un gruppo, ma sei davanti a un telefonino, non davanti a una persona o un gruppo di persone. Io veramente mi auguro che i giovani capiscano quanto bello è empatizzare davvero, e per come si è, non per come si vorrebbe apparire in base a dei canoni assurdi dettati da gente stupida. Noi siamo belli, tutti noi siamo belli perché siamo unici, e così dobbiamo proporci e accettarci l'un l'altro. E allora c'è lo scambio, allora c'è il divertimento, allora c'è magari anche l'intrigo, l'amore vero, non quello finto. Certo. Io guarda, amo la tecnologia e la uso per quel che posso, anche a livello, per dire, musicale, elettronica, ho fatto dei passi avanti anche con gli effetti visivi, eccetera, per carità, tutto va bene, però si è persa un po' la bussola, diciamo, di quello che era una volta, in effetti, sì. Piuttosto preferiscono andare in eventi mega, tipo questi enormi, incredibili, meravigliosi festival, dove sono talmente tanti che si annullano. Invece era bello trovarsi in 500, 600, 1000, 2000, 3000, anche 5000 persone che arrivavano quasi quasi a conoscersi tutte tra loro, o comunque a sentirsi parte di un'unica energia che ruotava intorno soprattutto alla musica e anche a quello che vedevano, che era vero, non era proiettato, virtuale, ologramma. Noi c'eravamo e ci siamo finché Dio lo vuole fisicamente. Questa è l'importanza, forse fisicamente e spiritualmente. Forse questo, diciamo, aggregamento ancora un po' è rimasto negli ambienti afro, funky, perché vedo che comunque fanno delle bellissime reunion e sono molto legati. Sono nicchie, esatto. Sì. Adesso anche la techno, scusate, è diventata un po' una nicchia, però è una nicchia ancora abbastanza grossa, anche perché si rifà a un passato glorioso, che però bisogna rievocare, ma bisogna anche superare, bisogna andare avanti, ci vogliono anche produzioni musicali che siano più originali.
E anche più originali, sinceramente. Esatto, più originali, non continui rifacimenti di qualsiasi cosa. Sì. Per carità, tutti i DJ più famosi sono miei amici, ci ho lavorato, però andare a riproporre i Ricchi e Poveri, Raffaella Carrà, bellissimo, mi piace molto, ma lo lascerei nel pop. Facciamo in modo invece che la musica ritmata, quella che fa ballare veramente, faccia sognare con dei suoni quasi subliminali che ti entrano dentro e ti lavano l'anima. Questo era quello che succedeva. Se risuccederà ancora, i locali ricominceranno. Se invece resteremo ancora lì come i sacchiapponi, senza demandare, io parlo soprattutto ai gestori dei locali, cercate di capire che la figura dell'art director è importante, dovete sceglierlo in base al parterre di clientela che sapete potete andare ad accattivarvi, è logico, non è che potete mettere un personaggio che fa gli alieni in campagna, che magari ci starebbe anche, però per dire, cercate di rendervi originali, di rendere il fatto di andare in quel locale lì una missione, cioè devo andare lì perché voglio sentire quella musica lì, sentire quel DJ e vedere quell'animatore, quelle animatrici, quelle performance e sentire quel vocalist. Questo rendeva speciali i locali, non c'è più, i locali non funzionano. Hai pienamente ragione, gran belle parole. E adesso andiamo con un altro pezzo comunque importante, l'abbiamo già nominato, Mario Più, Techno Harmony. I want to dive into your eyes and find you are my love. Vedete, proprio voglio immergermi nei tuoi occhi e scoprire che sei il mio amore, ma amore in senso lato, non mio amore mio. Sembra quasi che l'hai fatta te. Quasi. Bene, Maurizio, da qualche mese è venuto a mancare un personaggio che abbiamo nominato prima, ci ha lasciato un segno indelebile nella storia della dance. Stiamo parlando appunto di Franchino. Sicuramente una persona che ha saputo creare anche lui delle belle atmosfere davvero speciali. Quali ricordi hai legati a lui? Allora, io lo incontrai all'Insomnia, lui aveva cominciato molto prima, diciamo che sono grato di aver creato una figura che è una sorta di maestro di cerimonie. Quello che mi è sempre piaciuto di lui è che raccontava le sue fiabe un po' allucinate. A volte abbiamo avuto anche qualche contrasto, perché magari il messaggio che dava lui era diverso da quello che davo io, per cui non ritenevo necessario che ci fossimo tutte e due al microfono, sì. Oppure io facevo solo performance e lui faceva microfono, però secondo me bisogna dare più spazio alla musica. Non sono molto d'accordo con quei vocalist che continuamente dicono cose, spesso anche cazzate. Per cui spesso. Meglio lasciare la musica, secondo me. Però con Franchino c'era un rapporto speciale perché lo riconosco come un artista originale con la sua visione di questa magia, questa parola che ricorreva spessissimo, era diventato un suo must di questo ambiente, di questa cosa che lui sapeva evocare con questa voce che non era tecnicamente bella ma era ipnotica, e anch'io mi sono incantato più volte ad ascoltare appunto queste sue fiabe, e devo dire che tra i miei colleghi è quello che ho stimato senz'altro di più. Lo stiamo sentendo in sottofondo, Franchino, la magia. Se facciamo un'analisi di ciò che la discografia ha sfornato dagli inizi degli anni 80 ad oggi, qual è secondo te il periodo nel quale si è prodotta la migliore musica? Abbiamo detto adesso che è un mischiaticcio, detto anche in maniera brutta, però diciamo di un remix su remix, ripresi pezzi anni 90, anni 80, non c'è più originalità. Secondo te qual è stato il periodo migliore, delle migliori produzioni? Senz'altro mi è piaciuto molto quando ero ragazzo il funky, mi è piaciuta la new wave, mi è piaciuta la prima musica elettronica dei Kraftwerk. Sì. Guarda, sinceramente non so dirti, perché ogni epoca ha avuto i suoi must. L'elenco sarebbe veramente lungo. Diciamo che la musica che preferisco io in assoluto è la musica barocca. Ok. Un po' più difficilino proporre in qualche club, però ci si può provare. No, invece ogni tanto succede, e ho notato che ci sono parecchi produttori, anche importanti, che in alcune pause mettono della musica classica pulita,
Sì, è un azzardo, ma in alcuni ambienti, secondo me, in alcuni ambiti si può fare. Perché la musica bella, quella bella che dura da secoli, che da secoli ha comunque chi la va ad ascoltare, sì, funziona sempre perché ce l'abbiamo nel DNA. E non la fanno neanche remixata, rimane quel modo originale. Dopo magari ci aggiungono ovviamente dei paesaggi sonori e poi arrivano al ritmo techno, eccetera. E questa è la mia filosofia, se devo fare delle cose in questo senso voglio farle così. C'è comunque un sogno nel mio cassetto, vuoi sentirlo? Sì. A 14 anni io composi un brano col quale poi feci l'esame anche per entrare in SIAE con quel brano lì. E, quel brano io lo vorrei ritirare fuori perché l'avevo dedicato a mio fratello gemello, sì, che non c'è più da tantissimi anni, anzi è morto poi non neanche all'età di un anno, però io lo sento sempre e questa cosa la vorrei proprio fare. È classicheggiante, ma può essere quella, la rivedrei anche in una versione più attuale, sempre col discorso. A me ad esempio un DJ che piace molto è Solomon, che fa queste pause, no? Queste belle pause che ti fa venire proprio la voglia poi dopo di risaltare, no? Mi piace molto questo suonare, rallentare, ricominciare, continuare, delle onde, no? Delle onde. Sì, piace molto anche a me Solomon, sì. Ecco. Può essere che salti fuori anche questa cosa qua, però senz'altro la mia musica preferita è la classica e io riesco a improvvisare al pianoforte musica classica. Jazz no, non riesco, mi piace, lo ascolto, ma non riesco a improvvisarlo, cioè, ha delle risonanze, delle cose che non mi appartengono, ma riesco a improvvisare sonate classiche, pensa a te. Benissimo. Ma sai che a proposito di Venezia, tornando a Venezia, sì, io di Venezia interpreto in particolare il secolo d'oro del carnevale e della deliziosa decadenza della Serenissima Repubblica, che è il Settecento. E sai che quando mi vesto da gentiluomo del Settecento, in particolare a Casanova, perché comunque è stato un grande testimone dell'afflato dell'umanità verso l'illuminismo, io mi sento molto più a mio agio che nei panni che ho anche in questo momento. È incredibile, si vede che magari sono nato nel Settecento e non me ne ricordo. Sei reincarnato. Bene. Intervista col vampiro. Ecco, se devo essere un vampiro voglio essere quel vampiro lì, oppure Nosferatu, a cui è totalmente ispirato il principe Maurice. Continuiamo ancora con un penultimo brano in scaletta, che è ancora di Mario Più, Love Game. Love Game è molto importante perché nonostante dica poche cose hanno un senso. Non c'è vergogna e non c'è colpa nell'amare, nel giocare il gioco dell'amore. Bisogna sapere esattamente quello che si vuole nel momento in cui lo si vuole, trovare qualcuno, qualcuna che lo desidera con te, e lì non ci deve essere né distinzione, né colpa, né vergogna, perché l'amore vince sempre e su tutto, è il valore più assoluto che esista. Non esiste il successo, non esiste il denaro e quasi nemmeno la salute. Se non sei capace di amare e se non riesci a trovare la persona che può corrispondere il tuo amore, sei infelice. Per il resto tutto si può superare se ami. Che parole! Sei veramente una vera scoperta, guarda. Amen quasi, viene da dire. No, guarda, veramente mi ha fatto molto piacere, guarda. Senti, come ultima cosa, Maurizio, mi piacerebbe sapere che progetti hai a breve, a parte, diciamo, ecco, ritirare fuori qualche brano particolare che mi stavi parlando poc'anzi. Come dicevo prima, siamo a ridosso ormai del Carnevale di Venezia, quindi c'è il Carnevale di Venezia, ma c'è un gemellaggio con un carnevale molto vivace e molto importante dell'America Latina, sì, che è il Carnevale di Barranquilla, che compie quest'anno 160 anni. L'anno scorso l'Uninorte, che è l'Università del Nord, un'università privata prestigiosa come Cambridge per l'America Latina, parliamo della Colombia, mi ha invitato come professore per parlare di Venezia, perché c'è un programma che si chiama Cattedra Europa, sono gemellati con l'Italia, per la cultura hanno scelto Venezia, e tra i vari argomenti, design, la moda, eccetera, la pittura, hanno scelto anche il Carnevale di Venezia, quindi sono andato a testimoniarlo là, a raccontarlo in una lezione magistralis che è piaciuta molto, al punto che io andrò ad aprire, prima di aprire il Carnevale di Venezia, per fortuna le date non coincidono esattamente, un po' prima,
aprirò il Carnevale Barranchiglia, quindi sono concentrato su questo, ma in realtà ci sono tanti altri progetti che, se tutto va come deve andare, desteranno scalpore, ma un po' perché sono un artista e quindi sono superstizioso, non voglio anticiparli più di tanto, però spero e credo che quello che è stato coltivato e preparato in ormai, fammi contare, 34 anni di carriera, si possa conclamare nelle varie sfumature della mia attività con dei progetti belli tosti per il 2025, che è un bel numero. Mamma mia, tanta roba, ma la notte dormi qualche volta oppure sei impegnatissimo? Sì e no, dipende. Sì e no. Dipende. In realtà, se non dormo di notte dormo di giorno. Il riposo è fondamentale, certo. E non bisogna mai tirare la corda, perché il corpo ha i suoi ritmi e devono essere seguiti. Vanno rispettati. Quello che consiglio è di avere un'alimentazione sana, di stare a contatto con la natura. Poi uno può essere più o meno sportivo, io non lo sono affatto, però cammino molto e mi piace camminare non solo in luoghi d'arte, anche perdermi, tra virgolette, che ancora lo faccio a Venezia, perché anche se è piccola è una città piena di segreti, di misteri, di viuzze, di stradine che calli, anzi, dove tu vai pensi di andare da una parte invece ti trovi davanti un canale, quindi è divertentissimo, anche è quasi un gioco, ma anche in mezzo alla natura. Dobbiamo ricominciare ad amare la natura, a sentirci parte di lei, perché ti fa star bene. Per quello sono a Maiorca, perché non è lontana comunque dal resto del mondo, del mio mondo, ed è un'isola veramente magica e particolare, oltre che con uno stile di vita che mi piace. Ti invidiamo. Bene, chiudiamo la nostra scala. No, scherzo. Che faccio io. Certo. Non è così difficile, non è che occorra tanti soldi, occorre coraggio. Certo. Proveremo. Ultimo ascolto per questa nostra puntata, SP David Bowie, Hero. Bene, Principe Maurice, nonché Maurizio, siamo arrivati al termine della nostra bellissima chiacchierata e molto interessante, anche educativa secondo me. Ti ringrazio. Il saluto migliore non poteva che essere Heroes, che è un'incitazione e anche un po' un riconoscimento a tutti quelli che come te, come me e come quelli che ancora credono nel valore artistico e sociale del clubbing e del mondo della notte, che da sempre è stata magica e sempre lo sarà. Ecco, noi siamo un po' eroi del nostro tempo e tutti quelli che ci seguono lo sono con noi, quindi siate tutti eroi, soprattutto in questo 2025 che secondo me ci darà delle prove, ma che noi supereremo senz'altro. Bene Maurizio, Dot Radio e tutto il nostro staff ti ringrazia e sicuramente anche i nostri ascoltatori. E vi ricordo che potete trovare anche questa puntata sui nostri canali, su Amazon Music e Spotify. Inoltre adesso troverete anche il nostro canale YouTube, Dot Radio Italia. Francesco Cantoni vi saluta e vi ringrazia, e saluto a te Maurizio infinitamente e speriamo di risentirci a presto anche con tue nuove performance, tue nuove idee. Sto incrociando tutto quello che di doppio ho. Bene.